Benvenuti a Oltre il mistero. Un caloroso saluto a chi ci ascolta oggi per questa nuova indagine. Immaginiamo per un momento questa scena. Ci troviamo in un ufficio del Pentagono. È il 1947. Il vero centro nevralgico del potere militare americano. Esatto. Gli Stati Uniti hanno appena vinto una guerra mondiale, detengono insomma il monopolio assoluto sull'arma atomica e rappresentano la nazione tecnologicamente più potente della Terra. Assolutamente. Si sentivano, intoccabili. Eppure, proprio in questo clima di presunta invulnerabilità, i migliori piloti militari iniziano a segnalare qualcosa, oggetti nei cieli che compiono manovre fisicamente impossibili per qualsiasi aereo americano. E voglio chiarire, non è la trama di un romanzo di fantascienza. Certo, era un problema reale, tangibile. Esatto, una questione di massima sicurezza nazionale. E oggi affronteremo questo tema, che ha un po' il sapore di un thriller storico, ma basato interamente su carte governative autentiche. Beh, il contesto storico qui è assolutamente fondamentale per comprendere la portata di questa discussione. Voglio dire, il mondo è appena emerso dalla devastazione assoluta del secondo conflitto mondiale e sta già scivolando in quella che sarà l'atmosfera gelida e tesissima della guerra fredda. L'aeronautica militare americana, che era praticamente l'avanguardia tecnologica globale di quel decennio, si trova a fronteggiare una minaccia nei cieli che è completamente inedita. Cioè, non era qualcosa di già visto nei cieli europei o del Pacifico? No, esatto. Non stiamo parlando di bombardieri sovietici convenzionali o magari di missili balistici le cui traiettorie, potevano essere calcolate facilmente. Chiaro. Stiamo parlando di un salto tecnologico che sembrava sfidare le leggi stesse dell'aerodinamica. E l'obiettivo di questa nostra analisi odierna è proprio esaminare una serie di documenti militari statunitensi declassificati, documenti redatti tra il 1947 e il 48. Vogliamo scoprire come l'apparato della difesa americano ha affrontato la primissima ondata di avvistamenti di questi dischi volanti. Un lavoro monumentale per l'intelligence di quegli anni. Assolutamente, e per chi ci ascolta facciamo una piccola anticipazione, un piccolo spoiler se vogliamo. I vertici militari non l'hanno affatto liquidata come una semplice allucinazione collettiva. Per nulla, anzi, la presero con una serietà quasi allarmante. Ok, cerchiamo di analizzare questo aspetto. Qual è il primo pezzo del puzzle, cioè la prova più dirompente che emerge da queste carte segrete? Allora, il documento che storicamente pesa come un macigno è una valutazione ufficiale dell'Air Material Command. È un testo redatto il 23 settembre del 1947. E cosa dice di così eclatante? In questo testo gli analisti militari mettono per iscritto una definizione inequivocabile. Definiscono il fenomeno riportato come, e cito testualmente, qualcosa di reale e non visionario o fittizio. Wow, qualcosa di reale? Messo nero su bianco dall'esercito? Esatto, ma bisogna fare moltissima attenzione a non fraintendere il rigoroso linguaggio burocratico dell'esercito. In che senso? Cioè, quando gli analisti scrivono reale, non stanno in alcun modo certificando l'arrivo di astronavi extraterrestri. Questa conclusione non viene mai, e sottolineo mai, formulata nei testi di quel periodo. Certo, questo è un punto che necessita di assoluta chiarezza. Quindi reale, nel linguaggio dell'intelligence, significa semplicemente che le testimonianze non potevano essere ridotte a miraggi. Esatto. Non erano inganni della mente o storie inventate di sana pianta dai piloti. C'era un oggetto fisico, solido, materiale, che occupava illegalmente lo spazio aereo. Verissimo, era una constatazione fisica, non un'ipotesi sull'origine. È un po' come se oggi un drone non identificato sorvolasse un'area militare ad altissima sicurezza. Che ne so, una base nucleare. La prima reazione di un generale non è certo pensare a visitatori da altri mondi. No, decisamente. Pensa a una gravissima violazione della sicurezza nazionale. Una minaccia che richiede un'investigazione urgente. L'aeronautica doveva capire cosa stesse succedendo lì sopra. Ma a livello di meccanica e ingegneria, come venivano descritti questi intrusi? Guarda, i dettagli estratti dalle indagini sono affascinanti proprio per la loro estrema coerenza interna. I documenti dei laboratori aeronautici descrivono oggetti con superfici metalliche. O comunque superfici altamente riflettenti, capaci di riverberare in modo molto forte la luce solare. E la forma geometrica ricorrente era circolare o ellittica. Quindi il classico disco, insomma. Più o meno. Per l'esattezza venivano descritti come piatti nella parte inferiore e bombati in quella superiore.
molto simili a una cupola. E c'è un altro dettaglio cruciale. I rapporti non si limitavano ad avvistamenti isolati di un singolo oggetto. Davvero? Viaggiavano in gruppo? Sì, menzionavano voli in formazione, gruppi che variavano insomma da 3 a 9 oggetti, in grado di muoversi in modo perfettamente coordinato tra loro. Di palloni meteorologici alla deriva sospenti dal vento. I palloni non viaggiano in formazioni perfette. Assolutamente no. E poi c'erano le prestazioni. Le prestazioni descritte in quelle carte dovevano sembrare pura magia nera per gli ingegneri di quegli anni. Immagino che velocità raggiungevano. I calcoli dell'intelligence stimavano velocità di volo rivellato superiori ai 300 nodi. Ma ciò che inquietava maggiormente gli esperti e che rendeva questi oggetti un vero rompicapo scientifico erano le estreme capacità di manovra. Soprattutto le virate improvvise, immagino. Esatto. E poi c'era l'assenza totale di scia o di rumore nella stragrande maggioranza dei casi. Che per quegli anni era impensabile. Praticamente significava sfidare le leggi della termodinamica conosciuta. I primi motori a reazione dell'epoca, di quel periodo, erano assordanti. E immagino fossero anche abbastanza inaffidabili. Totalmente. E lasciavano scie di fumo densissimo. Quindi vedere un oggetto silenzioso e aerodinamicamente pulito indicava un sistema di propulsione che l'ingegneria americana non riusciva nemmeno a teorizzare sulla carta. Pazzesco. E oltre all'assenza di rumore, c'è il fattore del comportamento evasivo, giusto? Sì, un elemento fondamentale. Perché i documenti riportano che questi oggetti reagivano. Reagivano quando venivano intercettati da aerei alleati o inquadrati dai radar. E questo dettaglio, cambia tutto. Un comportamento evasivo implica una reazione a uno stimolo esterno. Esattamente. Indica consapevolezza dell'ambiente circostante. Non si trattava di fenomeni atmosferici accidentali. Quegli oggetti erano sotto un qualche tipo di controllo, che fosse manuale, automatico o governato a distanza. Se c'è controllo, c'è un'intelligenza dietro. Non c'è altra spiegazione logica. E se c'è un'intelligenza che opera nei cieli di una nazione sovrana senza permesso, il Pentagono doveva assolutamente scoprire a chi apparteneva. È la spietata logica deduttiva dell'intelligence militare. Di fronte a un oggetto reale, solido e controllato in modo intelligente, i documenti dell'aeronautica mettono chiaramente sul tavolo 3 ipotesi principali. Qual era la prima? La prima era l'esistenza di un programma segreto nazionale americano, un progetto talmente classificato che persino gli alti ufficiali incaricati di redigere l'analisi ne erano all'oscuro. Plausibile. La mano destra che non sa cosa fa la sinistra. Esatto. In un apparato militare immenso, la rigida compartimentazione delle informazioni rende questa opzione sempre valida. La seconda ipotesi, invece, era una cruda ammissione di impotenza. Ovvero? L'impossibilità di trarre conclusioni definitive a causa dell'assenza di prove fisiche tangibili. Insomma, un vicolo cieco investigativo. Ok, quindi se escludiamo un nostro progetto top secret, perché nessuno ne sa nulla, e scartiamo l'idea di arrenderci all'ignoto alzando bandiera bianca, rimane solo un'opzione sul tavolo del Pentagono. Un'opzione che immagino togliesse il sonno a molti generali. Precisamente. La terza ipotesi, e di gran lunga la più spaventosa per l'intera catena di comando, era la minaccia straniera. Nello specifico, il terrore che l'Unione Sovietica potesse disporre di sistemi di propulsione ignoti, forse persino di natura nucleare. Fermo un attimo. Ecco dove la cosa si fa veramente interessante, ma anche, ammettiamolo, un po' assurda. In che senso? I sovietici, alla fine degli anni 40, faticavano a replicare i nostri bombardieri convenzionali a elica e l'intelligence americana pensava seriamente che nascondessero flotte di dischi a propulsione nucleare. Sembra un paradosso, lo so. Mi sembra un gigantesco salto logico guidato dalla pura paranoia, non un'analisi oggettiva basata sui fatti. Come diamine sono arrivati a formulare una teoria del genere? Se colleghiamo questo al quadro generale geopolitico e scientifico, la prospettiva dell'intelligence cambia completamente e acquista un senso spaventoso. Occorre considerare una cosa fondamentale. Quale? Gli Stati Uniti avevano utilizzato l'arma atomica solo 2 anni prima. Questo aveva sconvolto il paradigma bellico globale. L'evoluzione tecnologica stava procedendo con una frenesia inaudita. È vero, si passava rapidamente da una tecnologia all'altra. Esatto. Si stava passando dagli aerei a elica ai primi caccia a reazione interamente metallici in un lasso di tempo brevissimo.
Per una superpotenza ignorare una tecnologia sconosciuta, per quanto improbabile potesse sembrare, equivaleva a esporsi a una minaccia letale. Non potevano permettersi il lusso dell'incredulità, insomma. Esatto, dovevano prepararsi allo scenario peggiore possibile. Anche perché c'era un elemento molto concreto che faceva da ponte tra la fantascienza e la realtà, giusto? La tecnologia tedesca catturata alla fine del conflitto. Sì, l'operazione Paperclip e simili. Sia gli americani che i sovietici avevano fatto a gara per accaparrarsi i migliori scienziati e i progetti aerodinamici segreti del Terzo Reich. E so che i documenti declassificati menzionano esplicitamente questo aspetto. È un punto nodale per comprendere l'indagine militare. I documenti rivelano una profonda preoccupazione per i progetti aerodinamici non convenzionali sviluppati in Germania, progetti che erano decenni avanti rispetto al resto del mondo. Come quali? Si fa esplicito riferimento alle cosiddette ali volanti, progettate dai fratelli Orten. Ah, sì, le ho presenti. Questa era una configurazione estremamente avanzata, che mirava a eliminare la resistenza aerodinamica rimuovendo del tutto la fusoliera e la coda dell'aereo. Guarda, per far visualizzare il concetto a chi ci ascolta, è come cercare di rimuovere l'attrito dell'acqua costruendo una barca che è fatta interamente ed esclusivamente di vela. Calza a pennello questa analogia. Nessuno scafo, niente che faccia resistenza, solo una superficie alare pura. I documenti menzionano persino un disegno tecnico specifico, il Loading Flying Disc. Il famoso LD2. Esatto, classificato come LD2. Era un materiale trattato con un livello di segretezza militare estremo, tanto che chiunque lo visionasse era obbligato ad apporre firma e data direttamente sul documento per tracciarne la diffusione. Per evitare qualsiasi fuga di notizie. L'intelligence stava praticamente sovrapponendo i rapporti visivi dei dischi volanti con questi progetti tedeschi sperimentali. E le linee aerodinamiche, incredibilmente, sembravano coincidere. Quindi, ricapitolando, da una parte abbiamo progetti tedeschi di aerei a forma di disco, dall'altra la certezza che i sovietici avevano saccheggiato laboratori tedeschi simili a quelli trovati dagli americani, cioè è l'equazione perfetta per il panico istituzionale. E c'è di più, i documenti rivelano un dispaccio specifico che agì da catalizzatore per questo panico interno. Che dispaccio? Viene citato un rapporto di intelligence proveniente direttamente da Mosca, datato 9 giugno 1947. Questo documento affermava senza mezzi termini che i russi stavano per avviare la costruzione di ben 1800 velivoli. 1800? È una flotta immensa. Esatto, e velivoli basati proprio sul progetto tedesco Orten 8, riadattati con avanzati sistemi di propulsione jet. Ora, sebbene oggi la storiografia possa guardare a quel rapporto con forte scetticismo, Magari era semplice disinformazione sovietica. molto probabile, ma per gli analisti del Pentagono dell'epoca, di quel periodo, costituiva la prova di un imminente e disastroso salto tecnologico straniero. Giustificava uno stato di allerta massimo. Certo, non potevano rischiare. Arrivati a questo punto, sorge una domanda spontanea. Di fronte a quella che veniva percepita come un'enorme e incombente minaccia tecnologica, come combatte una superpotenza militare? Come reagisce una complessa macchina burocratica di fronte a un mistero così inafferrabile? Beh, nel modo più classico possibile, creando altra burocrazia. Ah, fantastico. Moduli su moduli. Esatto. Strutturando protocolli, istituendo dipartimenti e stampando montagne di moduli cartacei. Il 27 febbraio del 1948 l'aeronautica istituisce formalmente una procedura di indagine. Quindi smette di essere un pettegolezzo da corridoio. Esatto. Il fenomeno cessa di essere una raccolta informale di racconti straordinari sussurrati tra i piloti e diventa un problema amministrativo rigoroso. L'Air Material Command viene incaricato ufficialmente di raccogliere, valutare e distribuire alle agenzie governative tutte le informazioni relative alla sicurezza nazionale collegate a questi avvistamenti. E questo è il momento in cui nasce il famoso programma di studio. Proprio così. È in questo preciso contesto storico che prende avvio formale il Project SING, il primo studio sistematico del governo sul fenomeno. È affascinante notare questo meccanismo. Cioè, stavano letteralmente cercando di burocratizzare l'inimmaginabile. L'aeronautica stava tentando di costruire quello che oggi definiremo un vero e proprio database relazionale. Assolutamente sì, con criteri rigidissimi.
Non c'era più spazio per narrazioni vaghe o storie pittoresche. Volevano campi standardizzati da compilare. Esigevano dettagli meteorologici precisi, dati anagrafici, le qualifiche professionali dei testimoni, persino l'angolazione dell'avvistamento in gradi, la forma geometrica esatta, la velocità stimata. Tutto doveva essere misurabile. Volevano disperatamente trasformare lo stupore umano in dati freddi, incasellabili e confrontabili. Perché la standardizzazione è il primo requisito di qualsiasi indagine analitica seria. Per comprendere un fenomeno anomalo, devi prima standardizzare le informazioni per poterle incrociare nel tempo. C'è un caso specifico che dimostra questo nuovo metodo, vero? Sì, un esempio concreto e chiarificatore emerge dai documenti militari con il caso di Hobson, in Ohio. Ah, l'avvistamento notturno. Esatto. Avvenuto la notte dell'8 maggio 1948. I fascicoli contengono un rapporto dettagliatissimo compilato addirittura dall'FBI. Era basato sulle testimonianze giurate di personale ferroviario in servizio, tra cui ispettori tecnici e addetti allo scalo merci. Questo è un dettaglio non da poco. Cioè stiamo parlando di professionisti abituati a osservare movimenti, a valutare distanze, a riconoscere luci e segnali meccanici nel buio della notte. Non erano certo testimoni sprovveduti o facilmente impressionabili. I documenti militari tengono in grandissima considerazione questo fattore dell'attendibilità e il rapporto dell'FBI riflette una precisione clinica, pur con i naturali limiti dell'osservazione visiva umana. Cosa hanno registrato di preciso a Hobson? Leggendo il fascicolo, troviamo tutti i dati richiesti dal nuovo protocollo burocratico. Viene descritto un oggetto rotondo con un diametro apparente di circa 9 pollici, calcolato dal punto di osservazione al suolo. È un colore intensamente fosforescente. Aspetta, 9 pollici apparenti visti da terra, ma a che altezza si trovava? La quota di crociera viene stimata matematicamente tra le 6 e le 8 miglia di altezza. Wow, quindi quell'oggetto doveva essere gigantesco per sembrare così grande da quell'altitudine. Assolutamente. Le dimensioni stimate erano enormi. Poi viene registrata l'assenza totale di traccia sonora, la presenza di una scia luminosa anomala e soprattutto una rotta mantenuta rigidamente. L'oggetto fu in grado di virare a 90 gradi ad altissima velocità. Pazzesco! Leggendo il rapporto di Hobson, non troviamo vaghe descrizioni di lucine magiche nel cielo. L'FBI registra dati geometrici e fisici. Stavano letteralmente applicando la trigonometria a un fantasma. Quindi cosa significa tutto questo per chi ci ascolta? Significa che l'approccio era puramente scientifico. Esatto. L'aeronautica stava cercando disperatamente di trovare dei pattern, degli schemi ripetitivi nelle rotte o nelle forme. Trasformare testimonianze umane, che per loro natura sono frammentarie e soggettive, in schede analitiche confrontabili è il fondamento del metodo scientifico applicato all'intelligence. E l'insistenza spasmonica dei militari nel voler applicare questo metodo di indagine era giustificata da un fattore operativo cruciale. Un fattore sottolineato in un importante promemoria governativo risalente alla fine del 1947. Cioè? Il calibro dei testimoni, proprio così. Una percentuale altissima di questi rapporti anomali proveniva da quelli che venivano definiti burocraticamente osservatori qualificati. Che includeva chi, esattamente? Si trattava di piloti collaudatori militari, controllori di volo radar, ingegneri aeronautici. Non si poteva semplicemente prendere il rapporto di un proprio ufficiale, pilota, pluridecorato e cestinarlo. Liquidandolo come preda di una fantasia infantile. Esatto, non era politicamente né logicamente accettabile. Le loro credenziali costringevano il sistema a prendere i dati sul serio. Eppure, nonostante questo impressionante rigore metodologico, nonostante i nuovi moduli standardizzati, la creazione di database e il coinvolgimento dell'FBI, l'indagine militare si scontrò ben presto con un limite strutturale insormontabile. Il più grande degli ostacoli. Un vero e proprio muro della realtà contro cui l'intera inchiesta andò a sbattere a grandissima velocità. Il limite più grave, paralizzante di tutta l'investigazione era la mancanza assoluta di prove fisiche. E questo è un elemento che i documenti declassificati rimarcano ripetutamente, quasi con un senso di frustrazione. Posso immaginare. Niente reperti immateriali? Esatto. Gli analisti militari ammettevano con brutale onestà nei loro resoconti interni che l'assenza di frammenti metallici di un incidente, di circuiti recuperati o di materiali sconosciuti alla lega tecnologica dell'epoca, a quei tempi,
rendeva strutturalmente impossibile raggiungere una conclusione scientifica definitiva. Cioè, potevano avere i rapporti migliori del mondo, ma senza un pezzo di metallo da analizzare in un laboratorio brancolavano nel buio. Centrato in pieno. E, voglio dire una cosa, questo aspetto smonta completamente e in modo definitivo il mito dell'apparato militare ingenuo, o peggio, di una leadership militare pronta ad avallare qualsiasi teoria aliena pur di ottenere maggiori fondi governativi dal Congresso. L'aeronautica manteneva uno scetticismo rigoroso e feroce, non accettavano nulla ciecamente e le carte lo dimostrano in modo cristallino. I documenti mostrano anzi una fortissima propensione verso spiegazioni razionali e convenzionali ogni volta che era possibile applicarle. Prenda in esame il caso di Mary L. Eyren nell'Oregon. Quelle delle foto, giusto? Novembre del 46. Sì, la donna inviò alle autorità militari delle fotografie che sembravano mostrare presunte formazioni di dischi in volo. L'analisi condotta dai laboratori fotografici militari fu spietata e inappellabile. Nessuno sconto. Nessuno. Le immagini furono scartate e il caso archiviato rapidamente. La conclusione tecnica fu che l'uniformità dei segni sulle immagini indicava senza ombra di dubbio semplici difetti meccanici della fotocamera. Macchie sulla pellicola o imperfezioni nella fase di stampa chimica. E lì chiusero la questione. Sì, in quel promemoria l'aeronautica chiese esplicitamente di non sprecare ulteriori risorse umane e finanziarie in indagini su quel caso specifico. Il pragmatismo governava le decisioni, non la fantasia. Oltre ai difetti fotografici e alle aberrazioni ottiche, i documenti evidenziano come gli investigatori tenessero meticolosamente conto anche di fenomeni atmosferici naturali estremi, o ad esempio del rientro distruttivo di frammenti astronomici incandescenti nell'atmosfera, i famosi bolidi luminosi. Esatto, valutavano sempre l'ipotesi naturale. Gli analisti dell'aeronautica sapevano benissimo che il cielo offriva già di per sé uno spettacolo dinamico e spesso ingannevole per l'occhio umano. Ma ci furono indagini in cui la disperata ricerca di prove fisiche portò a mobilitazioni militari su vasta scala, giusto? Basti pensare all'episodio clamoroso di Bakersfield. Il caso di Bakersfield, in California, risalente al marzo del 48. È il paradigma perfetto di questa frustrazione operativa di cui parlavamo. Cosa successe di preciso? In quell'occasione diversi testimoni indipendenti e scollegati tra loro riferirono di aver visto chiaramente oggetti precipitare dal cielo, accompagnati da dense scie di fumo rosso e nero. Un quadro visivo del tutto simile a quello di aerei convenzionali in fiamme prima di uno schianto. Pensavano a un disastro aereo. E la risposta dell'apparato militare fu rapida e massiccia. Furono inviate sul posto squadre di soccorso a terra a bordo di fuoristrada e decollarono velivoli da ricerca per pattugliare sistematicamente l'intera area interessata. Era la loro grande occasione. Cioè, si aspettavano finalmente di trovare un cratere d'impatto, rottami metallici fumanti, resti di motori, magari la prova fisica inconfutabile di quella famigerata tecnologia sovietica di derivazione tedesca di cui si discuteva prima. Ed è esattamente in scenari come questo che emerge in modo palpabile la frustrazione dell'intelligence. Le ricerche fisiche sul campo, che vennero ripetute più volte ed estese a un perimetro enorme, si conclusero con un umiliante nulla di fatto. Non trovarono letteralmente niente. Zero. Ancora una volta ci si trovava incastrati nel paradosso classico di questa indagine governativa. Avevi un rapporto eccellente per tempistiche e coerenza, avevi testimoni multipli considerati attendibili, una mobilitazione rapida e massiccia, ma prova fisica? Zero. Niente da mettere in una cassa e spedire a Washington. Assolutamente nulla da poter caricare su un camion e inviare a un laboratorio specializzato. Nessuna anomalia radioattiva, nessun cratere, nessun frammento di metallo sconosciuto. Guarda, è una situazione logorante per un investigatore. È come cercare di risolvere un crimine gravissimo avendo a disposizione solo la deposizione dettagliata di 50 testimoni oculari impeccabili, ma arrivando sul posto senza trovare la scena del delitto. Un incubo procedurale. Senza rilevare una singola impronta digitale e senza l'arma. Manca il corpo del reato. Inevitabilmente l'entusiasmo investigativo o la profonda preoccupazione strategica devono prima o poi fare i conti con la dura realtà dei bilanci statali e della logistica militare.
E infatti, ciò che è affascinante qui è come il crudo pragmatismo militare, alla fine di questo frenetico periodo, abbia dovuto prevalere su tutto il resto. In che senso? Hanno dovuto tirare i remi in barca. In un certo senso sì. I fascicoli declassificati riportano persino la seria discussione di una proposta operativa che definirei audace. Volevano mantenere squadriglie di aerei da caccia in stato di massima allerta costante sulle piste. Pronti a decollare in una manciata di minuti con i motori caldi, immagino. Sì, per tentare di intercettare questi oggetti non appena le torri di controllo li segnalavano. Sembra un'idea presa di peso da una sceneggiatura di Hollywood. Piloti pronti a schizzare in aria nei loro abitacoli al primo suono di una sirena d'allarme per dare la caccia all'ignoto tra le nuvole. Ma immagino ci fosse un problema pratico insormontabile. Il problema era la fattibilità nel mondo reale. La cruda realtà logistica e finanziaria bocciò molto rapidamente questo piano ambizioso. Venne considerato dai vertici militari come proibitivo in termini di costi operativi. Troppo carburante, troppa usura per i mezzi. Usurante per mezzi e piloti e soprattutto intrinsecamente inefficace. Senza disporre di una rete radar moderna, capillare e interconnessa a copertura totale dell'intero territorio nazionale, i tempi di reazione umana sarebbero stati comunque irrimediabilmente lenti. Certo, quando arrivavi lì l'oggetto era già a miglia e miglia di distanza. I caccia a reazione, per quanto veloci potessero essere in fase di decollo, sarebbero arrivati sulle coordinate segnalate quando gli oggetti misteriosi, capaci di viaggiare a migliaia di chilometri orari secondo alcune stime, erano già scomparsi oltre l'orizzonte. L'aeronautica americana non poteva permettersi il lusso di dissanguare le proprie risorse inseguendo ombre inafferrabili senza infrastrutture tecnologiche adeguate. Chiaro, una resa alla logistica. Arrivando a tirare le fila di questa nostra lunga discussione odierna, il viaggio attraverso le fitte pagine di queste carte redatte tra il 47 e il 48 ci consegna una realtà storica incredibilmente diversa, molto più complessa e sfaccettata rispetto ai banali cliché a cui la cultura popolare ci ha abituati, non trovi? Assolutamente. Si va ben oltre la narrazione superficiale dei dischi volanti. Questi documenti governativi, pur analizzati minuziosamente, non ci forniscono la prova fisica e schiacciante dell'esistenza di visitatori provenienti da altri mondi. Chi cerca quella specifica rivelazione in questi fascicoli, purtroppo rimarrà deluso. Tuttavia, compiono un'azione altrettanto importante, riscrivono in modo fondamentale e basato sui fatti documentali la storia iniziale del fenomeno. Ci dimostrano, senza alcun margine di dubbio, che l'immenso apparato militare, di intelligence e scientifico della più grande potenza mondiale prese la questione con un livello di serietà e allarme estremi. Non c'è dubbio su questo. Il fenomeno, lungi dall'essere materia da giornaletti scandalistici, entrò di prepotenza nel rigido linguaggio formale, nei moduli e nei protocolli operativi della sicurezza nazionale americana. E la sintesi perfetta, incancellabile di tutto questo sforzo investigativo risiede proprio in quella spiazzante definizione iniziale che abbiamo esaminato poco fa. Quella del qualcosa di reale. Quell'affermazione analitica che descrive il fenomeno come qualcosa di reale e non visionario rimane ostinatamente scolpita come un punto fermo, un macigno nei registri storici ufficiali di quel periodo. L'intera macchina dell'intelligence militare e scientifica si stava ponendo in modo analitico e strutturato una domanda intimamente scomoda. Quale? Se le testimonianze giurate dei nostri migliori piloti, dei meteorologi e degli scienziati non sono frutto di illusioni collettive, se i tracciati dei nostri strumenti radar ci confermano che c'è una presenza fisica non autorizzata, allora, esattamente, cosa stiamo guardando sfrecciare sopra le nostre teste? Ed è una domanda formidabile. Un interrogativo che ci porta inevitabilmente a un pensiero finale con cui vorrei lasciare chi ci ascolta oggi. Se già alla fine degli anni 40, operando in uffici pieni di fumo, utilizzando strumenti che oggi riterremmo del tutto primitivi come macchine da scrivere meccaniche, moduli cartacei compilati a mano, cablogrammi. Strumenti rudimentari, insomma. Esatto, se già allora l'esercito degli Stati Uniti aveva ritenuto assolutamente vitale, una priorità assoluta di sicurezza, creare un database strutturato per monitorare sistematicamente queste anomalie, se già allora consideravano meritevoli di inchieste e rapporti dei loro osservatori qualificati, pur senza avere reperti tra le mani, ci si potrebbe chiedere cosa accade oggi dietro le porte chiuse. Una domanda lecita.
È una prospettiva che fa vertigine. Questi dati sono là fuori, forse ancora in attesa di una classificazione, o forse in attesa di una spiegazione pubblica e trasparente. Se il livello di preoccupazione, lo sforzo investigativo e la mobilitazione di risorse erano così elevati e sistematici allora, ai tempi dell'elica e delle valvole termoioniche, quanto deve essere profonda, dettagliata e forse persino sconcertante la conoscenza tecnica e statistica acquisita segretamente nei decenni successivi dalle superpotenze militari di tutto il globo? È un interrogativo aperto e credo lo rimarrà ancora a lungo. Assolutamente. Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori. Alla prossima, qui su Oltre il Mistero.